Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10. Abbiamo visto le immagini e adesso andiamo alla radice di questo progetto. Com'è nato? Ingegneri, cultura e sport. Con questo itinerario gli ingegneri hanno voluto declinare i loro temi più importanti, lo sport e la cultura. La cultura come cultura ambientale, cultura dell'ambiente, quella della quale Cagliari ha più bisogno di tutto. Un discorso di questo tipo, Ingegner Sias, può essere abbinato, come noi abbiamo previsto, anche a un fattore turistico? Assolutamente. E innanzitutto i progetti vanno fatti per la città, per la fruizione dei suoi cittadini, però questo tipo di progetto che va incontro ed è emblematico per la mobilità sostenibile è un progetto che va letto anche in chiave turistica, in quanto il sistema delle vie d'acqua di Cagliari è un sistema tra i più interessanti d'Europa. Il padiglione Nervi potrebbe entrare a far parte di questo progetto? Il padiglione Nervi, come asseriva anche l'autorità portuale, che ha trovato un accordo col sindaco di Cagliari per una destinazione d'uso molto interessante, che sarebbe quello di fare del padiglione Nervi il fulcro delle attività portuali, delle attività che partono dall'acqua, sia dal porto che dal sistema dei canali. Il prototipo di mezzo utilizzato potrebbe essere migliorato, potrebbe essere più grande. La GoGo l'abbiamo scelta come imbarcazione totalmente sostenibile, emblematica proprio come mezzo per la mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile fatta di piste ciclabili che oggi Cagliari sta portando avanti e completando, speriamo, entro l'estate, la mobilità sostenibile per le vie d'acqua. E questo tipo di imbarcazione è un po' piccola, abbiamo fatto il percorso in 3/4 d'ora facendo 4 nodi di velocità.
Adesso si potrebbe pensare anche a imbarcazioni più grandi e addirittura arrivare a un mezzo di trasporto pubblico, magari con barche sempre totalmente autosufficienti e che possano percorrere dal canale di San Bartolomeo fino a Terramaini. Ecco, ma il prossimo progetto, che è già concreto, prevede di raggiungere addirittura l'aeroporto? No, e questo diventa un pochino più complesso. Sì, raggiungere la zona dell'aeroporto significa dragare e mettere a punto meglio il sistema delle vie d'acqua, perché i canali su quel versante andremo a fare un'escursione nei prossimi giorni per testare anche lì la possibilità di raggiungere sia l'aeroporto, sia il porto canale, sia tutta la zona di Sant'Agilla. Un programma di questo tipo potrebbe essere anche importante per chi vuole trovare nuovi progetti di destinazione lavoro. Assolutamente, le possibilità di lavoro e i risvolti di questo tipo di attività sono infiniti. Io credo che non a caso siamo andati a fare la gita con l'assessore Guarracino, che povero lui è conosciuto a Cagliari per lo smaltimento dei rifiuti. Forse non molti sanno invece che è l'assessore delegato alle politiche del mare. E facendo proprio memoria di questo, facendo tesoro di questa delega, a nostro avviso l'assessore può portare avanti tutta una serie di attività, come credo intenda fare, che riguardano sia tutti gli sport velici, sia le attività da testare nel porto turistico, presso il quale stanno facendo l'autorità portuale sta svolgendo tanti lavori, e credo che ci siano anche tutta una serie di attività importantissime da fare assieme al Parco di Molentargius. Ecco, ma in questo viaggio che vi ha portato dal Molo Icnusa fino a Monserrato, in che condizioni avete trovato il canale? Abbiamo testato tutte le criticità. Il canale è percorribile, però ci sono dei sedimenti che arrivano a limitare il pescaggio delle barche fino a 40-45 centimetri, quindi solo per alcuni tipi di imbarcazioni. Tutti i giorni il canale viene percorso dai canoisti, dalle associazioni di kayak e da tutti i canoisti, però per avere una percorrenza più importante è necessario portare avanti un progetto di risanamento e di bonifica del canale. Oltretutto gli argini stanno crollando in alcuni punti e con l'occasione il Comune di Cagliari sta portando a termine tutta la pista ciclopedonale. Ecco, quindi i lavori che stiamo vedendo in questo periodo nell'Assemediano riguardano la pista pedonale che dovrebbe sempre congiungere la zona del porto, quindi il centro di Cagliari, con l'Interland. Al momento, entro l'estate, a quanto mi risulta, dovrebbe essere completata la pista ciclopedonale che parte dal porto di Cagliari con una piccola criticità che, come è noto, riguarda la parte col tavolato in legno, col deck, che crea non pochi problemi ai ciclisti e anche ai pedoni. Adesso dovrebbe evitare quel pericoloso spostamento dei ciclisti che da 8 anni lamentano il fatto di dover passare sul marciapiede dell'Assemediano. Cosicché con questo completamento del risanamento degli argini e la pista ciclopedonale completata in maniera sicura e anche, ho visto, molto efficiente, con gradimento delle associazioni della FIAB, dovrebbero arrivare da via Roma fino a Terramaini, quindi a Monserrato. Un'ultima cosa, ci siamo visti 6 mesi fa per parlare del progetto che riguardava i parchi cagliaritani, partendo dal ripristino, dalla riqualificazione del Binaghi. A che punto siete? Purtroppo il Covid fa sì che, in maniera colpevole o meno, tutto taccia.
nel senso che noi abbiamo completato il progetto del Parco della Salute per il Binaghi, poi come è noto il Binaghi è stato ha assunto il ruolo di presidio per il Covid, quindi al momento il Parco della Salute non è ad uno stop, a mio avviso non del tutto giustificato, in quanto con la ripresa delle attività all'aria aperta proprio questo tipo di realtà dovrebbe essere curata e per incentivare tutta una serie di attività da svolgere in sicurezza. Quest'anno il tema della nostra associazione interesserà invece i parchi della salute a partire dalla cittadella della salute di Via Romagna. Quindi anche lì abbiamo un ambizioso progetto da proporre al Comune che unisce tutta la parte di verde prospicente, le casermette dell'ex manicomio, con l'unione e la bonifica di certe aree, l'assegnazione di nuove attività con fusione al Parco di Monteclaro. È un progetto molto bello. Che risposta vi ha dato il sindaco di Cagliari? Il sindaco di Cagliari con l'assessore alla cultura e tutta una serie di assessorati, comprese le attività produttive, ci seguono in questo tipo di progetto e vedono con attenzione tutto questo, mentre con la città metropolitana i nostri associati della FIAB stanno dialogando per i percorsi ciclopedonali protetti per completare i propri circuiti urbani passando attraverso il Parco di Monteclaro. Ecco, io ritengo, ingegner Sias, che tutto questo lavoro possa essere abbinato ai fondi europei per una città più green. Noi lavoriamo in sintonia col Comune di Cagliari, cioè l'Associazione degli Ingegneri. Gli ingegneri, il nostro ordine, assieme alla rete delle professioni, ha in un certo senso delegato la nostra associazione per fungere, per usare un termine moderno, da facilitatore dei progetti urbani. Ora, con la crisi che c'è al momento attuale, questa crisi che stiamo vivendo, tanto grave da mettere a rischio il nostro futuro produttivo seriamente, ci impegna, riteniamo che impegni tutti nella ricerca di progetti credibili per la città, che lo merita e che ha 1000 risorse da proporre, progetti seri da fare col Recovery Plan, per il quale farci trovare assolutamente pronti, con le idee chiare da affrontare in sintonia. È per questo che le nostre attività adesso all'aperto stanno interessando politici e tecnici per aprire un dialogo e responsabilizzare ciascuno nel suo ruolo per la redazione di progetti credibili che possano utilizzare in maniera tempestiva ed efficiente i fondi del Recovery Plan.